Quella cuciniamo insieme ad Andrea, zucca gratinata. Curiosi? E allora, a un inno in cucina. E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Quello che andremo a presentare oggi, come dicevo appunto nella intro, è una zucca gratinata. È una zucca presentata anche in un modo un po' più particolare di come magari nell'immaginario comune si possa pensare. Adesso, man mano che andiamo avanti con la ricetta, vi rendete conto di che cosa sto parlando. Come sempre, niente di complicato, niente di così cervellotico, è soltanto un modo un po' più goliardico, giocoso di poter comunque presentare un piatto in un certo modo e quindi avere anche, come dire, l'occhio vuole pure la sua parte. A parte ad essere sicuramente, questo ve lo garantisco come sempre, un piatto buonissimo. Adesso comincio un attimino a sistemare un po' gli altri componenti che mi aiuteranno a formare, appunto, a dar vita a questa ricetta. Quindi già avete sbirciato e avete visto quali sono gli altri componenti, ma l'attore principale è appunto la zucca, che andremo a sezionare esattamente a metà e poi la lavoreremo in un certo modo. Andiamo a togliere tutti i semini. Togliete anche parte dei filamenti. Adesso vi faccio girare da questa parte così vedete per bene da vicino tutta l'altra fase della lavorazione. Semplicissima. Con la punta di un coltello andiamo a effettuare delle piccole incisioni nella nostra zucca. Questo ci aiuterà, ci favorirà nella cottura. Queste incisioni, attenti a non forare ovviamente la buccia, perché questo poi alla fine ci servirà come contenitore. E adesso vi faccio vedere cosa succederà. Una placca da forno rivestita da carta forno, non vi preoccupate, questa non è una carta forno nera, è un rivestimento che posso utilizzare più volte, quindi è un materiale particolare ed è di colore nero, quindi voi se avete la carta forno bene, se no procuratevi questo stuoino. Cosa succede? Adesso filo d'olio, del sale, poi un po' di erbette aromatiche, io ho del rosmarino, un po' di salvia, poi spicchietto d'aglio spaccato a metà, e mettete metà di qua e metà di là, e basta così. Adesso le capovolgo in questo modo. E le vado ad infornare in forno a 200 gradi preriscaldato. Inserita la zucca in forno, sicuramente qualcuno si starà chiedendo: ma un chef fissa la temperatura? Ma se scuido la tempistica? Mai Maria, non l'ho dimenticato la tempistica, apposta l'ho fatto. Perché così, se siete incuriositi, dovete restare incollati su questo teleschermo, monitor o display, chi duca vita e continuare a guardarmi, a sopportarmi. A parte lo scherzo, aspettate ancora qualche minuto e poi ovviamente vi darò tutte le indicazioni del caso. Ma come dicevo, nel frattempo che la zucca cuoce, e ci vorrà un po' di tempo, ancora non vi svelo quanto, andiamo a fare tutte le altre fasi della preparazione di questa succulenta e golosa ricetta. Sto usando della pancetta affumicata, ma voi anche lì spaziate, io vi do delle indicazioni e poi fate voi le varianti del caso. Assolutamente, vi dovete anche divertire in cucina e fare delle prove. Per cui adesso girate da questa parte che mi vado a spadellare e rendo un po' più saporita e croccante la nostra pancetta. Padella, filo filo d'olio, fiamma allegra, come si suol dire, e rendiamo croccante un po' questa pancetta. Trascorsi non più di un paio di minuti, togliamo la pancetta, ma non laviamo la padella, ci servirà per la prossima preparazione. Allora, fatta la nostra pancetta, la mettiamo in un piatto e la teniamo da parte. La padella non lavatela, servirà, adesso vi faccio vedere a cosa. La fase successiva di questa preparazione è tagliare dei funghi. Io ho scelto dei funghi champignon, se non vi piacciono i funghi potete anche mettere dei carciofi, volendo anche qualche pomodoro secco. Le alternative ci sono e sceglietele in base ai vostri gusti. Se scegliete ovviamente i funghi, tagliateli sottilmente, tagliateli abbastanza grossolanamente. Calcolate bene o male che su ogni fungo champignon
di dimensioni medie, quindi grande quanto questo qua, ok? Ne dovete ricavare 4 pezzi, quindi tagliate prima a metà, metà e metà. Ma adesso, come sempre, girate da questa parte così lo vedete meglio da vicino. Fungo, questa è la dimensione, quindi una dimensione tutto sommato medio-piccola, metà, un'altra metà e un'altra metà. Niente di più semplice, metà. Perché faccio questo? Non è a caso, è una questione di consistenze. Siccome andremo ad inserire, a parte la pancetta, degli elementi molto cremosi e morbidi, e il fungo di sé, quando va in cottura, tende a rimpicciolirsi molto, e lo champignon, tra le altre cose, non ha un sapore intenso, allora a me piace comunque sia mantenere una certa corposità in bocca, per cui lo taglio un po' più cicciotto e in cottura comunque mi mantiene un po' di struttura. Non si va, come si suol dire, a liquefare, perché se lo facciamo a fettine sottili, tra la cottura che andrò a fare adesso in padella e poi lo dovrò ripassare in forno, praticamente non ne trovo più champignon. C'è chi da cercare poi con la lente di ingrandimento. Ecco, la dimensione che ti dia soddisfazione nel morderlo è più che sufficiente. Ok, fatti tutti i nostri funghi, spicchietto d'aglio in camicia. Lo battiamo nella stessa padella dove abbiamo saltato la pancetta affumicata che non abbiamo assolutamente lavato, filo d'olio, proprio pochissimo, giusto per far rosolare un po' il nostro aglio, e andremo a saltare i funghi. Rosolato l'aglio, lo togliamo, un pezzo di rosmarino e giù i nostri funghi. E facciamoli trifolati. Portati i funghi a questo punto di cottura, li possiamo pure togliere. Li aggiustiamo prima con un po' di sale e spegniamo il fuoco. E andiamo avanti con la ricetta. Praticamente la ricetta è quasi finita, restate là. Adesso mi manca la fase formaggiosa, quella bella filante. Scamorza affumicata, provola affumicata, mozzarella, fontina, insomma, qualunque formaggio di vostro gradimento, l'importante è che sia filante. Lo vado a cubettare e vado a uscire la zucca dal forno perché dal profumino mi sembra pronta. Cubetto velocemente il formaggio. Grossolanamente, niente di che, e mi caccio fuori la zucca. Belle pronte le nostre due belle metà. Adesso giriamo pure questa. Oppate, fumante fumante. Togliamo le erbe aromatiche che abbiamo utilizzate per la cottura e con delicatezza scaviamo l'interno delle nostre due metà di zucca, stando attenti a non rovinare la buccia esterna, perché questo poi sarà il nostro involucro, perché noi andremo a gratinare questa zucca con tutti i nostri elementi che abbiamo preparato poc'anzi. Quindi è bollente, con molto profumo, è incredibile. Bene, bene. Adesso io sposto in questo momento la teglia perché non mi serve, è bollente, mi aiuterò con delle presine e continuo la lavorazione perché questo qua è la nostra farcitura. Schiaccio leggermente col dorso del cucchiaio, come vedete, praticamente è una purea. La vado a condire con un po' di sale. Avevo messo forse poco, l'avevo assaggiato, non mi sembrava molto saporita. Guardate l'assaggio. Meraviglia. Cambio cucchiaio, anche se questo poi alla fine lo mangio io e mia moglie e mio figlio. Pepe. E vado a inserire al suo interno la pancetta, e i funghi. E amalgamo il tutto. Mamma, che delizia. Assaggio.
Niente. Come diciamo un paliembo, un sepolle vari in mucca. Adesso inserisco un po' di formaggio grattugiato che l'ho dimenticato e andiamo alla fase terminale della ricetta. Preso un po' di formaggio grattugiato, parmigiano, grana padano, pecorino, anche lì divertitevi. Scegliete voi il formaggio che più vi piace, lo inserite e date un'ultima mescolata. E adesso andiamo a farcire le nostre metà zucche. Girate da questo lato così vedete meglio da vicino. Benissimo. E allora, mettiamo giù un po' della nostra scamorza, poi un po' di condimento sopra. Ancora un po' di scamorza. E a chiudere altro condimento. Cospargiamo con del grana padano, parmigiano, quello che è, serve per la gratinatura. Quindi un formaggio adatto per la gratinatura. Io sto usando del parmigiano. Praticamente il nostro piatto è pronto. Adesso non dobbiamo fare altro che far sì che queste meraviglie vengano gratinate. Forno preriscaldato, 200 gradi, magari anche soltanto grill, perché poi alla fine i nostri componenti già sono già cotti, quindi non devono cuocere, si deve soltanto andare a formare crosticina croccante, bella, goduria, buona, che farà fare un salto di qualità al nostro piatto. Quindi quei 10 minuti, massimo, boh, forse un quarto d'ora, ma credo che neanche ci debba arrivare, date sempre un'occhiata, vedete che le vostre zucche sono gratinate, le cacciate fuori e passiamo all'assaggio, che è la paetta mi piace che assai. Quindi il tempo di gratinare un bennite, pochi secondi e vediamo il risultato finale insieme. Beh, davanti!